Eccoci insieme cari telespettatori, siamo in diretta naturalmente con voi, con i nostri ospiti. Ve li presento subito, poi vi spieghiamo anche cosa andremo a parlare, sono dei temi molto interessanti. Allora, ben arrivato Moreno Marangoni, presidente FIAIP Veneto. Grazie. E quindi agenti immobiliari, settore correlato all'edilizia, alle case e agli immobili. C'è stata un'indagine, un osservatorio periodico che ha elaborato dei dati territoriali, alla luce poi dati Istat nazionali. Noi vedremo di dare una panoramica di un settore e di capire come stanno andando le aziende della filiera, perché poi è tutta una filiera molto importante e strategica che purtroppo sta soffrendo. Non finisce qui, perché abbiamo il piacere di avere Jonathan Morello Ritter, presidente dei giovani di Confapi Padova, grazie di essere qui con noi, grazie a voi. che invece ha studiato, sempre anche qui forte di collaborazioni sul territorio, quindi cose molto concrete, delle strategie, dei punti che ci esporrà per far evitare alle aziende di fallire. Cioè, sì. Non è magia, sono dei sistemi che, non vi voglio anticipare nulla, però che comunque sono stati valutati alla luce di quella che è la situazione. Cerchiamo di combinare le due cose, perché? Perché se da un lato gli agenti immobiliari in sé per sé non falliscono, l'agenzia chiude, purtroppo ne stanno chiudendo tantissime, c'è tutto l'indotto che invece è in grandissima sofferenza. Abbiamo il settore dell'arredo, del legno, delle costruzioni, eccetera, che invece costituiscono realtà che o delocalizzano o vanno a trovare motivi di export, oppure proprio stanno purtroppo chiudendo e fallendo, ed infatti i primi dati di fallimenti che sono emersi dagli studi sono proprio di quest'ambito qua, ed ecco quindi che noi cerchiamo in qualche modo vedere le possibili soluzioni, cosa avete anche studiato voi. Certo. Va bene, quindi questo è l'arduo compito. Detto questo, io direi proprio di incominciare invece dall'osservatorio per capire qual è la situazione, e direi anche particolare attenzione al Presidente per vedere se poi alcune di queste ricette che voi avete elaborato, che comunque a fronte di un problema del territorio possono essere adottati all'ambito di cui ci facciamo riferimento, perché tantissimi imprenditori, tantissimi artigiani, piccoli imprenditori ci seguono e ci chiedono spesso: dateci una mano in qualche modo. Noi nel limite possibile invitiamo chi può aiutarli. A lei Presidente. Bene, allora partiamo dai nostri dati, un osservatorio che facciamo ogni anno, abbiamo iniziato 3 anni fa a monitorare tutta la regione Veneto, quindi è un osservatorio capillare e tiene conto di tutta una serie di valori che non sono soltanto il più o il meno delle compravendite immobiliari, che tanto ci vuole poco a sapere che il mercato immobiliare in questo momento ovviamente non dà segnali positivi. Io dico sempre è un momento dove andiamo a misurare se c'è la febbre o se stiamo bene. Però è un osservatorio dove abbiamo anche analizzato quelli che sono come dire, gli aspetti sociologici di questo mercato, quindi chi compra, le fasce di età, se sono famiglie, se sono single, la tipologia di immobile, quali sono i motivi per esempio che spingono per esempio nel momento in cui non viene venduto un immobile, quali sono le cause della non vendita. Anche questo abbiamo analizzato e questa è proprio una novità sul panorama degli osservatori in generale. Ce ne sono molti, questo è fotografato proprio dagli agenti immobiliari, tant'è che noi appunto pur segnando un valore non positivo, cioè quindi diciamo che il numero delle transazioni rispetto all'anno scorso sono diminuite di un 18,20%, ma se lo prendiamo invece su scala nazionale o addirittura regionale, invece come dato dell'Agenzia del Territorio, vedremo che sono molto più alti questi valori. E quindi il lato positivo, se vogliamo, visto dalle agenzie immobiliari, è che ci sono più persone che si rivolgono oggi a un'agenzia immobiliare, e dove ovviamente in questo caso viene effettuata una consulenza molto più accurata su quelli che sono i valori immobiliari, anche grazie proprio all'osservatorio stesso che ovviamente, avendo monitorato i vari valori dello scorso anno, avendo anche fatto delle previsioni per quest'anno, consente all'agente immobiliare di dire: bene, se tu vuoi vendere questo immobile entro un tempo più o meno certo, devi collocarlo su questa fascia di prezzo. Solo così si potrà avere una ottima probabilità di vendere, e questo è già importante da questo punto di vista. Se vogliamo, sempre per continuare sui dati, segnaliamo che per esempio l'anno scorso abbiamo avuto una diminuzione
del 6,40% di media, e qui stiamo parlando di valori già ponderati, quindi nel momento in cui l'agenzia lo ha acquisito ha già, come dire, ponderato l'immobile. Diverso da osservatori dove invece rileviamo le diminuzioni più ampie perché magari è un valore di ingresso, non so, prendiamo i valori che vengono messi nei portali immobiliari, no? Cioè il privato pone in vendita l'immobile, fa un più o meno e poi si accorge che è lontano da quelle che sono le aspettative del mercato e lì la discesa è molto più ampia. Però nel momento in cui viene acquisito a valori corretti, come magari quelli che sono stati presi l'anno scorso, tuttavia poi alla fine l'andamento riferito all'anno precedente è di un meno 6,40. Però le chiedo questo, siccome sui giornali si è letto un po' di tutto, il valore dell'immobile è sceso perché c'erano anche delle notizie che preoccupavano un poco chi aveva fatto un investimento, chi comunque aveva comprato un immobile, valori scesi notevolmente. Beh sì. E allora anche in questo, dopo che la classificazione energetica di cui noi siamo ampiamente carenti, che quindi non c'è, non esiste, perché se ci troviamo in classi energetiche alquanto scarse, eccetera, gioca anche questo un ruolo, cioè immobili vecchi che non sono rinnovati, che sono molto dispendiosi da mantenere, ha un impatto di questo tipo nella svalutazione? Allora, ha un impatto molto alto, direi, perché è proprio un impatto sull'andamento negativo del mercato. Il nostro è un mercato che mediamente per una fetta molto importante è un mercato di scambio, cioè io vendo il mio immobile perché non mi sta più bene o perché è piccolo o perché magari è vetusto, eccetera, e con quello che realizzo vado a riacquistare un altro immobile. Ora, se il mercato non consente facilmente di poterlo collocare, ovviamente io non vendo quella casa e di conseguenza non creo quel volano, quel processo che innesca proprio il meccanismo di mercato. E vediamo perché appunto questi immobili non si vendono. Non si vendono perché pur avendo oggi dei valori interessanti, troviamo molti valori al di sotto ad esempio dei 100.000 euro su questi immobili, poi però mi necessita fare un investimento di 30, 40, 50.000 euro per ristrutturare. E qua poi entra in funzione un altro problema, che è quello del credito. Considerato che vengo finanziato mediamente per l'80% del valore di acquisto, poi mi manca quel delta che mi serve per poter ristrutturare. E quindi mettendo assieme il problema del credito, il problema della vetustà, il fatto che le persone tendono proprio anche per una questione di economia domestica ad acquistare immobili che come dire, costino meno sotto il profilo della gestione, da un punto di vista pensiamo a riscaldamento. Oggi ci sono le città che sono piene di immobili e anche su contesti molto decorosi che sono sorti negli anni 50, 60, anche negli anni 70, però hanno riscaldamenti centralizzati, a volte anche a gasolio, e dove le spese condominiali ammontano a 2.000-2.500 euro e più all'anno, e questo ovviamente una famiglia lo mette in preventivo e considerata anche l'economia attuale decide di fare una scelta diversa. Ecco, questo è anche un motivo. E le imposte sulla casa, che sono state un po' una batosta incredibile, credo che siano anche un freno per chi vuole fare l'investimento, la classica, quella che poteva essere un tempo la seconda casa che magari uno comprava per i figli o un altro immobile per le vacanze sempre sul territorio nazionale, non è più visto come interessante. C'è chi pensa di farlo all'estero immediatamente. Allora anche qua apriamo un nuovo scenario e questo ci dice appunto il mercato è composto da tante fasce, anche la fascia dell'investitore, appunto di chi decide chi ha ancora soldi, chi ha ancora qualche disponibilità, magari anche non tantissima, ma decide anche magari di fare un piccolo mutuo per poi acquistare una casa, per magari metterla in locazione. Ora, se consideriamo che sarebbe equo tassare questa casa non ovviamente a imposta fissa, ma semplicemente su reddito, quindi se questa casa produce reddito è bene che io poi ci paghi le tasse. Ma non è certo corretto che io ci vada a pagare un'imposta come l'IMU così elevata che sì, oggi si discute di toglierla per la prima casa, però dobbiamo considerare che se ovviamente lasciamo un'imposta elevata sulla seconda, difficilmente troveremo proprietari disposti ad acquistare per affittare, quindi a breve ci ritroveremo anche un'emergenza appunto di disponibilità di immobili in affitto, che già questo accade, perché
vediamo che il numero di transazioni per quanto riguarda le case in locazione sono di un più 5,20 e questo la dice già lunga, che quindi vuol dire che la richiesta di casa c'è, ma non mi posso permettere la casa da acquistare e decido di andare in locazione. Dall'altra parte però anche qua vediamo che c'è un andamento dei valori, invece quindi i canoni di locazione anche qua si stanno abbassando, non tantissimo, però comunque sono in discesa. Avevamo già una diminuzione lo scorso anno del 3,3, quest'anno, nel 2012, abbiamo avuto un altro quasi 2% di diminuzione, e questo sempre per la domanda, la legge di mercato della domanda e l'offerta. Ovviamente vuol dire che le persone sono disposte ad andare in locazione, ma appunto essendoci anche un problema economico soltanto a determinate cifre, quindi i proprietari si vedono abbassare ovviamente ancora di più la redditività su questo immobile, dovendo pagare poi peraltro più tasse. Questa non è una vision comunque confortante. Non è confortante, però io dico sempre che è bene scattare una fotografia e poi non doverla ritoccare con Photoshop, ma prendere atto di quella che è la foto e intervenire su quelle che sono tutte le dinamiche. Spesso abbiamo sentito parlare di bolla immobiliare perché i valori erano elevati, e poi qualcuno diceva ma adesso il mercato immobiliare è in crisi perché c'è stata la bolla immobiliare. Assolutamente no, cioè il mercato oggi soffre perché c'è una congiuntura economica sfavorevole, le famiglie cercano ancora di comprare casa, ce ne sono tante che hanno, anzi proprio i dati Istat hanno dato una fotografia che ci sono non solo tanti immobili disponibili sul mercato, e poi torniamo appunto al discorso di quegli immobili, di quel 1,5 milioni di immobili costruiti in quegli anni e che oggi bisogna per forza andare a recuperare, e sotto gli occhi di tutti che c'è anche un degrado all'interno delle città. Ecco, c'è un esodo all'esterno dove gli immobili sono più belli, più confortevoli, però ci dimentichiamo che invece all'interno delle città noi abbiamo i servizi, abbiamo le scuole, abbiamo i negozi. Ecco, è lì che dobbiamo investire e dobbiamo creare queste condizioni. Quindi la fotografia che noi diamo e vogliamo trasmettere a chi poi si dovrà occupare di questo è proprio di dire guardiamolo nell'insieme. Perfetto, fronte di questa immagine che diamo di questo spaccato di realtà economica, vediamo poi di trarne le conseguenze. Ne parliamo tra pochissimo anche con il nostro presidente dei giovani di Confapi, dopo la pubblicità tra poco. Allora, parliamo con Gianlotta Bonello Ritter, Impresa Futura, un'impresa futura che deve continuare ad esistere perché è la vita del nostro paese, delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori. E allora come questa impresa nel futuro possa continuare ad esserci e non alla luce di questi dati? Beh, certo, Vacillare. È importante, è importantissimo creare impresa e far sì che le imprese rimangano aperte, perché creare impresa significa creare occupazione. Questo lo si deve fare aiutando il neoimprenditore, il futuro imprenditore a scegliere subito la strada giusta, a far sì di dargli un appoggio concreto per far sì che lui si concentri sulla propria idea imprenditoriale e non sulle 1000 pratiche burocratiche e impedimenti che riesce a trovare. Questo come associazione noi lo abbiamo fatto già da un anno, abbiamo creato Impresa Futura, che è uno sportello completamente gratuito per chi ha un'idea imprenditoriale, e li aiutiamo le persone a trasformare da un'idea a un'impresa, a creare un'idea a un'impresa. Ma questo è il momento congruo per creare un'impresa, questo che mi chiedo, perché quando tocchiamo un settore che è fondamentale come quello degli immobili, perché è inutile negarlo, certo, per carità, se vogliamo parlare, a meno che uno non abbia veramente delle strategie all'estero, di delocalizzare all'estero, anche il settore delle energie alternative, qui da noi ha ricevuto delle bastonate, sì, notizie Parlavamo appunto dell'edilizia, del patrimonio edilizio che abbiamo in Italia, che sicuramente ha gravi problemi.
Sicuramente la detrazione del 50% degli investimenti di riqualificazione energetica e quindi anche degli immobili che scadranno a breve, il 30 giugno scadono, sarà un'ulteriore mazzata, diciamo, per l'economia, perché quelle famiglie che possono ancora pensare di riqualificare questi enormi immobili che hanno un'efficienza energetica molto bassa, ovviamente si troveranno ancora più svantaggiati, quindi speriamo sicuramente che la detrazione fiscale possa essere prorogata, speriamo anche di qualche anno, in modo da permettere alle aziende appunto di avere un orizzonte temporale per fare investimenti, per aprire aziende nel settore impiantistico, edilizio, comunque delle forniture di servizi e prodotti almeno a medio termine, ecco, una visione almeno di 3 anni, questa è la richiesta. Ecco, con delle certezze che si possono avere in un periodo medio-lungo, le aziende possono investire nei campi, in diversi settori di appartenenza, compresa l'edilizia. Quindi sicuramente non è che ci siano dei grandi comparti in cui suggerire investi in questo, fai questa attività. Ognuno deve sentirsi di fare la propria idea, ovviamente noi li aiutiamo a rendere sostenibile la propria idea imprenditoriale, noi non appoggiamo idee stravaganti, noi le idee stravaganti le riusciamo a plasmare in qualcosa di sostenibile a livello economico, perché noi ovviamente diamo anche la disponibilità degli istituti di credito, abbiamo una certa credibilità e quindi tutti i piani economici che presentiamo, le banche, gli istituti si fidano e riusciamo quindi a far ottenere molto credito, diciamo, alle aziende neocostituite. Quello che abbiamo visto è che le aziende poi non serve solo farle partire, noi abbiamo appena presentato un'indagine in cui abbiamo fatto partire 3 aziende su 4 che si sono presentate allo sportello, sono riuscite ad avviare. Sono riuscite ad avviare e creare da un'idea appunto a un'impresa. Il dato allarmante che si sa ai fini statistici è che nei primi 5 anni di vita 8 aziende su 10 chiudono. Quindi sicuramente nella fase iniziale occorre sostenere molto le aziende, sostenerle. 8 su 10 è tantissimo. 8 su 10 è tantissimo. 8 su 10 è tantissimo. Purtroppo quello che sono ovviamente i primi anni sono molto difficili, sia perché bisogna ammortizzare un sacco di costi, e quindi è molto complicato, insomma, i primi anni di attività di avvio, i costi di avvio, e sicuramente la conoscenza di clienti, fornitori, del mercato non è semplice. Quindi una volta che si superano questi 5 anni, solitamente la curva del fallimento scende drasticamente. Quello che consigliamo noi sicuramente alle aziende è di affidarsi comunque alle associazioni, all'associazione anche alla Confapi ovviamente, che rappresento qui oggi, in quanto ci sono delle grandi forti collaborazioni sia con gli enti locali che con le amministrazioni, con l'università. Abbiamo creato appunto il tavolo Impresa Futura che serve proprio a questo, cioè a sostenere le imprese in difficoltà. Abbiamo studiato un decalogo di poche regole da tenere conto, ovviamente devono essere plasmate su ogni singola realtà. Ma dobbiamo tenere conto. Le regole basi quali possono essere? Le regole basi sicuramente avere un controllo di gestione accurato. Noi abbiamo molte aziende sul territorio, sappiamo il 95% delle aziende sono piccole imprese, cioè inferiori ai 15 dipendenti, a volte anche ovviamente molto più piccole, inferiori ai 5, insomma, quelle soprattutto neonate. E il controllo di gestione dell'azienda è qualcosa di fondamentale. Il controllo di gestione permette ovviamente di far sì che... i costi gestionali dell'azienda. I costi gestionali, ma comunque l'andamento dell'azienda. Quello che ci permette di valutare se il nostro business plan lo stiamo effettivamente seguendo correttamente, è uno strumento sufficientemente oggettivo anche per gli istituti di credito per vigilare sull'effettivo funzionamento del business plan e quindi su una certa sicurezza che può dare anche a consorzi fidi e quant'altro, che sono una serie di organismi che non tutti conoscono, che permettono di accedere a un maggior quantitativo di credito a dei tassi molto, molto agevolati. Quindi questa sicuramente, avere un ottimo controllo di gestione è qualcosa di assolutamente interessante. Ovviamente l'idea di innovazione continua e internazionalizzazione dell'impresa
è qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere conto, cioè un'azienda adesso deve essere sul mercato a livelli europei sia di competitività, di linguaggio, di utilizzo di internet, della comunicazione, delle reti vendite, deve essere internazionale perché direttamente o indirettamente le nostre aziende in questo momento esportano e sicuramente il mercato internazionale dai nostri vicini, dai nostri stati vicini è già preso di mira da tempo. Noi siamo un po' più cauti o comunque non abbiamo dei canali preferenziali, non abbiamo degli organismi efficienti che aiutano le aziende a lavorare con l'estero. L'estero che è l'unica parte che valorizza veramente le nostre idee, i nostri prodotti e i nostri servizi italiani. Qui quando io vedo le aziende, quando vedo la mia azienda o altre con cui diciamo, abbiamo affari con clienti e fornitori, c'è sempre uno scannarsi, una ricerca del massimo ribasso come ci hanno abituato tutti gli appalti pubblici italiani, che poi le conseguenze si vedono ovviamente. E ovviamente quindi screditando il nostro prodotto, screditando il nostro servizio che invece all'estero sono visti in maniera davvero ottima. Quindi queste sono un po' le tracce da seguire. Quello che dobbiamo fare è, soprattutto per le associazioni, aiutare le aziende a trovare dei canali per riuscire a essere competitivi in un contesto globale. Che non è semplice per tutte le aziende, attenzione. È difficilissimo, esistono degli strumenti aggregativi però che le associazioni di categoria devono mettere in piedi. La singola azienda con 3-4 dipendenti avrebbe un costo troppo oneroso a prendere, andare in Brasile a cercare un eventuale partner o quelli che possono essere eventuali fornitori o clienti. Ci sono degli strumenti adesso come il contratto di rete, che assolutamente sono contratti molto più aperti e accessibili rispetto a quello che devono essere le ATI o i consorzi stabili e possono ovviamente anche defiscalizzare, in qualche modo, sì, defiscalizzare gli utili, in qualche modo gli sgravi, perché possono essere reinvestiti effettivamente come centro di costo. Quindi ci sono gli strumenti per farlo, occorre organizzarlo, renderli sinergici e darli a disposizione delle aziende come dei pacchetti, Bisogna affiancare le aziende, bisogna rispettare il lavoro delle aziende e riuscire a fare il proprio lavoro di associazione che è quello di affiancamento, di assistenza all'azienda. Ecco. È possibile questo? Noi abbiamo letto anche il messaggio del nostro telespettatore e non abbiamo avuto la notizia, quindi siamo qui, non sappiamo se sia vero o meno relativamente al discorso dell'IMU, tassa per sempre. Comunque viene da sorridere per l'esasperazione, perché tanto, vabbè, di qua in peggio, un po' come Beh, certo. le promesse dei politici. Se fosse vero, andrebbero però adottati tutta una serie di correttivi e ovviamente facendo delle distinzioni tra quelle che sono ovviamente le prime case, chi sono magari le famiglie che dopo aver acquistato la casa appunto hanno un mutuo da pagare e quindi ci potrebbero essere dei correttivi, se proprio le vogliono mantenere sicuramente dovranno pensare a qualcosa di questo tipo. Anche perché... No, ma se no si torna al discorso di prima. Esatto. L'economia come caspita si muove, vi voglio capire i soldi, dove li tiri fuori, Infatti, visto che resti a casa, perdi lavoro, le aziende chiudono, si trovano in difficoltà, dove trovi sti benedetti soldi? Noi diciamo, allora è assodato che il settore immobiliare fa più del 20% del PIL con tutta la sua filiera. Poi ovviamente legato all'immobiliare c'è tutta una catena di servizi collaterali che vengono messi in moto. Quindi considerato che le esportazioni tutto sommato vanno bene, ma il mercato interno non funziona, noi diciamo se facciamo ripartire questo mercato facciamo anche ripartire l'Italia. Cioè, ovviamente va messo in moto con tutta una serie di strumenti e non sono certamente facendo annunci di nuove tassazioni sulla casa. Se vogliamo fare un riordino delle tassazioni, benissimo. Se vogliamo dare una maggiore equità. Adesso ne arriva la TARES, per cui... Ma non solo, ci sono le riforme degli estimi che sono lì, che giacciono ormai da un bel po' di tempo, ma nessuno sa esattamente come sono state pensate, quali sono stati i criteri adottati. Però ben venga se si fanno delle riforme che hanno
una valenza da questo punto di vista, ecco, Certo. ma una valenza logica e che serve a farlo riprendere questo mercato. Ecco, no, appunto questa era la notizia che è stata estrapolata, quindi effettivamente c'è questa straordinaria notizia di cui siamo tutti molto contenti. Bene, quindi andiamo grazie, sulla strada grazie sbagliata al ancora. governo, cioè, come sempre. Ma allora a questo punto ha ragione i telespettatori, eravamo ieri in trasmissione in diretta quando hanno detto vabbè, se sale Amato prendiamo i nostri conti, li portiamo tutti all'estero, perché le promesse dei politici sono qualcosa di veramente esaltante e degni di fiducia, insomma, giustamente. Allora, io non credo sapevo più che il compito che hanno le associazioni qui sia proprio quello probabilmente di far non solo da una parte ragionare l'opinione pubblica, ma anche e soprattutto ricontestualizzare anche la parte politica all'interno di quelli che sono i nostri problemi, perché la sensazione che abbiamo è che siamo proprio scollegati, cioè che chi... Ma l'ho detto lei, lo diceva un'associazione di categoria esatto, anche l'altro giorno. Cioè. Se non si ha una perfetta percezione di quello che è il quadro generale, si andrà sempre a incidere su un unico punto. Poi però vediamo quali sono quelle conseguenze dell'aver inciso su quel singolo punto. Mi sta bene, ma fai altro poi. E se non fai altro, che cosa si può fare? Studiate un po' la strategia che si può adottare, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con voi. Allora, ritorniamo a noi, un po' per cercare di correlare le cose. Conviene in questo momento, per chi si trova un po' così in situazioni di difficoltà, investire nell'impresa? È una domanda difficile, però allora, è quella che tanti si pongono. L'idea di, siccome non trovo il posto di lavoro a cui ambisco, cerco di aprire un'attività, lascia un po' il tempo che trova, cioè nel senso che occorre essere molto attenti, aggiornati sugli impegni, sulle competenze, su davvero la difficoltà comunque di avviare un'azienda, anche se supportate da associazioni, anche se supportati da consulenti specializzati. È un impegno sicuramente molto gravoso che può dare sicuramente grandi soddisfazioni se si è convinti realmente di quello che si sta andando a fare. Se non si è convinti è dura, perché si va a lavorare poi contro voglia su qualcosa in cui non si crede, e se io non credo in qualcosa non do il meglio di me e quindi automaticamente il progetto va verso una morte certa. Ecco, quindi sicuramente occorre entrare in un ordine di idee, in un contesto diverso, quindi prima di fare il passo di aprire un'attività è bene essere molto informati, occorre sicuramente confrontarsi, e noi siamo aperti come associazione, con la Confapi è aperta a chiunque volesse avere informazioni riguardo all'avvio di un'attività, quali oneri comporta e quali ovviamente possibilità di mercato ci sono in questo momento. Sicuramente è un'opportunità per chi vuole mettersi in gioco. Sicuramente la ricerca di un posto di lavoro a volte è snervante, perché non si trova, è difficile e viene spesso da dire adesso provo a mettermi in gioco. Bisogna stare molto attenti a farlo, quindi sì. A questo punto avere della professionalità. Per quel che riguarda il settore immobiliare, delle agenzie e degli agenti immobiliari, sono peraltro molti, hanno avuto anche altre ulteriori difficoltà. C'è possibilità per lei, che si parlava delle categorie, rappresenta comunque una categoria, di dare delle indicazioni, dare una mano, cioè state facendo qualcosa a livello unitario? Devo dire che per quanto riguarda le agenzie associate alla FIAIP, durante tutto questo periodo di crisi abbiamo incrementato tutta quella che è la parte formativa, e l'abbiamo incrementata sia sotto il profilo del marketing, sia sotto il profilo per quanto riguarda ovviamente il carattere tecnico, quindi le valutazioni, sia per quanto riguarda gli aspetti legali, eccetera, perché questo ci aiuta e aiuterà ovviamente gli operatori a consigliare al meglio i propri clienti. Ecco. Diciamo che un'acquisizione, noi diciamo fatta bene, quindi un immobile acquisito a valore corretto, con una consulenza corretta al venditore, fa sì che ci sia una vendita molto probabile.
Ecco, se questo non avviene è chiaro che ovviamente anche l'agenzia avrà un parco immobili acquisiti o fuori mercato o comunque con poche probabilità di vendita. Quindi quello che stiamo facendo da parte nostra è quello di continuare a formarli e devo dire che i flussi che abbiamo all'interno dell'associazione che vengono a formarsi sono piuttosto elevati. Mi riallaccio un attimo e dire ci sono ovviamente anche da parte nostra ci sono tante chiusure di agenzie immobiliari, alcune perché sono in luoghi difficili, altre perché probabilmente non ci sono, vengono a mancare quei supporti, a volte anche perché viene a mancare quella fiducia interiore e dire sono disposto comunque a combattere in questo mercato, perché di questo si tratta, ovviamente bisogna impegnarsi. Per contro parlavo la scorsa settimana con la Camera di Commercio e mi dice che comunque sono in incremento i corsi per accedere alla professione di agente immobiliare. Allora questo che cosa determina? Ecco, questo lascia un po'... sì, perché probabilmente ci sono delle uscite da agenzie immobiliari che probabilmente riducono personale e qualcuno tenta, non avendo probabilmente altre strade, di inserirsi in questo settore. Quindi diciamo che stiano attenti, non è una cosa assolutamente facile, perché quello che bisogna assolutamente fare, io dico un po' come un lavoro di base, noi in questo mestiere non basta essere un tecnico, devi essere un promotore commerciale, devi conoscere ovviamente quelle che sono le dinamiche per quanto riguarda le pubblicità, i modi con cui si pubblicizza un immobile, dove trovare gli acquirenti. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di strategie che non nascono assolutamente a caso, chi si improvvisa ovviamente si fa del male. Veniamo però da un periodo dove questa era una professione usata. Allora, questo sicuramente sì, però c'è anche da dire, io dico sempre che la torta in quel momento era grande e quindi ci arrivava tanta gente. In realtà come poi, i costruttori, no? Costruiva sì, chiunque. lo stesso capitava ai costruttori, però è pur vero che si allargava la torta, si allargavano le persone, la fetta più o meno rimaneva quella. Oggi che la torta sia molto ristretta non c'è più lo spazio per allargarla ulteriormente se non specializzandosi. Ecco, bravissimo, infatti volevo chiedere anche a lei, perché sono un po' le domande che ho chiesto tanto al Presidente Ritter, ma quali possono essere le strategie che a questo punto voi, alla luce dei dati dell'osservatorio, alla luce di essere operativi sul territorio da moltissimo tempo, potete dare a chi lavora nel settore che magari non sa come barcamenarsi, per evitare poi delle chiusure? Certo, allora se pensiamo agli agenti immobiliari, ritorno e dico, devi fare bene l'acquisizione dei tuoi immobili e poi bisogna metterci tanta passione nel poterli pubblicizzare. Oggi si organizzano la gente non ha tempo neanche di venirle a vedere le case, perché se ha un lavoro non perde l'ora di lavoro, quindi alla sera cerca in internet gli immobili, si fa già un'idea e poi magari manda una mail. Se già la tua promozione è fatta male, le foto sono fatte male, l'immobile si presenta male, probabilmente hai già meno probabilità di avere dei contatti. Già questo è un lavoro che richiede presentazioni accattivanti, precise, in modo che quell'immobile, quelle informazioni possano arrivare al proprio utente. Poi anche qua è un mercato della comunicazione immobiliare che viaggia su Google e sulla rete e dove comunque se sei alla 100ª pagina pochi ti vedranno e quindi bisogna essere efficaci e conoscere anche quel tipo di mercato. Per questo facciamo anche questo tipo di corsi, sono ovviamente una novità. 5-10 anni fa questo tipo di problema non c'era, c'era la carta stampata, c'erano i giornalini che pur sempre hanno una fetta interessante ma molto molto più piccola oggi, quindi viaggia verso la rete ovviamente questo tipo di comunicazione. Anche le informazioni. Poi oggi chi cerca casa vuole capire se sta acquistando in un mercato dove tutti gli dicono che i valori si abbassano, che ci sono delle dinamiche, se quello che va ad acquistare è il valore corretto, perché altrimenti rimane in attesa di farsi un'informazione. Quindi la professione di agente immobiliare deve assolutamente portare questo tipo di consulenza e portare informazioni tali che lo facciano
decidere in modo consapevole, ecco, e sicuro tra l'altro, perché poi se parliamo di fallimenti apriamo altri capitoli dove una grossa responsabilità ce l'hanno gli agenti immobiliari, quindi nel consigliare e nel proporre degli affari che siano sicuri. Infatti anche la certezza. E poi se vuole mi riallaccio un attimino pensando alle imprese in difficoltà, parlo di imprese di costruzione che probabilmente hanno degli invenduti, anche loro devono cercare di affidarsi a dei professionisti. Ovviamente devono valutare chi sul mercato ha le capacità e affidandosi in quel modo, in un modo corretto, con una azione perfetta di promozione, quell'immobile si vende, perché anche lì notiamo che ci sono dei bravissimi costruttori a costruire, però pessimi da un punto di vista commerciale della vendita. Assolutamente, ma anche forse l'elasticità e la disponibilità degli imprenditori di rivedere quanto hanno fatto e costruito e ad aggiornarlo alla luce delle esigenze di un mercato che è cambiato nel brevissimo periodo. Non solo, a volte prendere atto anche che il valore che tu stai proponendo il valore è diminuito, certo. Esatto, perché c'è stato un messaggio che diceva con tutte le tasse che ci sono sulla casa uno ci pensa e costano tanto anche gli immobili, ci pensa tanto da fare un investimento di questo tipo. Un po' per chiudere e dare un po' un senso a quello che voi state facendo, che prospettive vedete? Abbiamo una prospettiva unica secondo me per andare avanti, cioè partire dal basso. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutte quante, dobbiamo riuscire a coordinare tutte le attività che ci sono sul territorio per rilanciare noi l'economia, noi sicuramente che rappresentiamo bene o male la forza trainante dell'Italia. Dobbiamo rimboccarci le maniche e riuscire noi ad organizzarci, a trovare nuovi spunti. Gli imprenditori o le associazioni? Associazioni, imprenditori, enti locali, per trovare sinergie per riuscire a riportare in alto l'Italia. Perché se aspettiamo che i mercati, se aspettiamo dall'alto qualche segnale di speranza, siamo lontani, ma molto lontani da questo. Non dobbiamo rimanere con le mani in mano ad aspettare dall'alto aiuti, dobbiamo dal basso riuscire a trovarci, a incontrarci e a proporre delle soluzioni per rifar partire l'economia. Questa è l'unica soluzione a breve termine che possiamo fare. E a coloro che vedono come unica soluzione la delocalizzazione? La delocalizzazione è parte delle soluzioni, è parte delle soluzioni. Possono essere gestite le delocalizzazioni riuscendo anche a vedere eventuali import-export di materiali, di lavorazioni, di determinate lavorazioni che devono essere fatte all'estero e talune altre che possono essere fatte ritornate in Italia a farne altre. Piuttosto che chiudere un'azienda e limitare e eliminare tutto l'indotto, è possibile che parte delle produzioni debbano andare all'estero. È probabile come talune cose che vengono fatte meglio in Italia richiamino dall'estero capitali. Perfetto, quindi abbiamo chiuso questo approfondimento, ringraziamo tanto i due presidenti che sono intervenuti, ringraziamo voi di aver partecipato con i vostri messaggi, noi naturalmente continueremo, faremo altri approfondimenti in modo da darvi sempre una panoramica nei vari settori dell'economia, del sociale del nostro territorio. Grazie e buona giornata.